La Giunta regionale ha sbloccato finanziamenti per circa 22 milioni di euro, parte dei fondi della legge speciale per Venezia e del programma nazionale di bonifica per i siti inquinati che finora non era stato possibile utilizzare a causa dei vincoli imposti dalle norme di bilancio statali. I fondi verranno impiegati per una serie di interventi di risanamento ambientale della laguna di Venezia. Una parte consistente del finanziamento, circa 2,7 milioni, sarà messa a disposizione di Veritas per le nuove condotte fognarie a Cabianca e Valli di Chioggia, garantendo così il miglioramento delle condizioni dell'ecosistema lagunare. 1 milione di euro verrà invece girato al Comune di Venezia per consentire una serie di interventi urgenti, tra cui l'avvio delle bonifiche ambientali nella zona di Villaggio San Marco, il completamento della messa in sicurezza di emergenza dell'area giochi di San Giuliano e la progettazione delle bonifiche della scuola elementare Fratelli Bandiera di Malcontenta. Circa 835.000 euro finanzieranno il nuovo lotto dei lavori di messa in sicurezza dell'impianto per lo stoccaggio e trattamento rifiuti di Marcon. Oltre 4 milioni destinati ai consorzi di bonifica per alcune opere di riqualificazione ambientale di fiumi e canali da Noale al Veneto orientale. In attesa che il nuovo governo, auspica l'assessore regionale Roberto Marcato, a differenza di quello precedente, finanzi non a parole il completamento dei marginamenti a Porto Marghera, la regione, con i mezzi a sua disposizione, continua a fare la sua parte, nonostante la difficoltà a sbloccare fondi che abbiamo già in cassa. Con progetti che sono già approvati, pronti per partire, e sono le norme di bilancio statali che bloccano la possibilità di intervenire. Tra l'altro ricordo che questi sono interventi di matrice ambientale, quindi stiamo parlando di salvaguardia ambientale, non stiamo parlando di Luna Park o di giocattoli, stiamo parlando di salvaguardia ambientale. Io mi auguro che con questo governo e con questo Parlamento si possano rivedere anche certi vincoli, perché capisco che bisogna tenere i bilanci corretti, ma per enti virtuosi come lo siamo noi ci deve essere data la possibilità di spendere i soldi che abbiamo.